da 10, completo, gruppo 1, attenzione alla prima curva, partono, Martin dovrebbe avere la meglio, ma Lazza da dietro si devincola e va in seconda posizione dalla seconda fila, va ad attaccare Martin, poi Catania, Carlo Suter, Salvetto, Manuel Pistola, che dalla prima fila ha perso un sacco di posizioni ed è settimo, in questo momento Trucco settimo, attaccato anche da Zanni. All'interno poi Robby Colla e a chiudere Savoini. I 10 sfilano, normalmente Robby Colla si fa tutto la 3, all'interno su due ruote la Onertoni. Ancora Trucco che resiste a Zanni. Zanni perde già l'anteriore, perde il musetto anteriore, mentre davanti Valazza non vuole mollare neanche un metro a Laurent Martin con la sua Porsche. Il francese davanti. Valazza in seconda posizione, già un bel solco tra di loro e poi il gruppo capitanato da Carmelo Catania in terza, Suter, poi Salvetto, Trucco, Carlo Pistola all'esterno, Trucco lo passa, va in quinta, sesta anzi, dalla prima fila alla sesta. Martin Valazza, la coppia davanti, poi dietro Pagar assoluta e continua. Catania, Suter che sta per avere la meglio su Catania, Catania resiste e la Trinà che sta davanti. Ai ai ai, Mirko Zanni, detto Zanicek, ai ai ai. Vettura che lo molla per strada, il pezzottino si è fermato, si trova Carmelo Catania, lascia ampio margine, stavamo guardando la vettura di Zanni e naturalmente basta che ci giriamo a destra, succede qualcosa a sinistra, chiaramente. Ora riprende Carmelo Catania. Chiedo a chi era qua vicino se hanno visto che c'è stato un tocco o se semplicemente si è girato Carmelo. Ovviamente tutto in difficoltà a capire se, come e quando. Martin davanti, Valazza subito dietro, vediamo i tempi, 50, 50, 50, poi un solco, Carlo Suter, prendendo il 53, Trucco che è tornato in quarta posizione, dalla terza sullo schieramento, alla curva 4 non si può superare, in ogni caso, fino dove passa adesso Martin. Ma non c'è grosso problema in quanto le vetture sono tutte in fila indiana. Vediamo adesso una bella toccata di Salvetto che dà una ricca sportellata, poi vedremo dove si andrà a parare. Intanto Valazza in seconda posizione, Valazza in seconda, in terza c'è Suter, in quarta Trucco, quinto è Mingolla, sesto è Salvetto, settimo è Robby Colla, ottavo Savoini, nono Carmelo Catania che questa volta recupera la posizione, ritorna in nona, in ottava anzi, e adesso va all'attacco anche di Robby Colla. Intanto bandiera nera per Salvetto, il numero 425, bandiera nera, pensiamo perché ha tamponato con bandiere gialle oltretutto la vettura che lo precedeva, nella fattispecie Manuel Mingolla che ancora gli è davanti. Nel frattempo Martin sempre davanti, Catania in seconda posizione. Salvetto fa finta di non aver visto o non ha visto realmente la bandiera nera, forse adesso l'ha vista,
sempre in prima posizione. Laurent Martin sempre davanti, Valassa si va a fermare proprio adesso, ma porca miseria. Marco Valazza, ancora un problema per lui, secondo Carlos Suter. In terza posizione adesso c'è Trucco, quarto Mingolla che ha provato in tutti i modi delle grandi rimonte in tutte le due giornate, sia ieri pomeriggio che oggi. Gare sempre all'arma bianca per Manuel Mingolla. Intanto Catania ha recuperato e adesso è in quinta posizione. Siamo ormai alla bandiera a scacchi. Luca Salvetti intanto, essendosi accorto, e chiude intanto Laurent Martin, dicevamo Luca Salvetti adesso essendosi accorto definitivamente della bandiera nera, si ferma. Peccato per un Marco Valazza che ha dato l'anima per farcene, invece Laurent Martin ha vinto. Seconda posizione per un altro straniero, lo svizzero Carlos Suter. A questo punto degli italiani in prima posizione troviamo Trucco che chiude, in terza effettiva e quarto Manuel Mingolla, quinto ma buon terzo degli italiani è Carmelo Catania nonostante la disavventura iniziale. Poi in sesta posizione Roby Colla, al settimo Savoini. Arriva in volata con la vettura di Salvetto all'esterno, ormai da portare in parco chiuso come tutte le altre vetture al termine di questa finale, da recuperare intanto la macchina di Mirko Zanni, ferma alla postazione 4 purtroppo, quindi Zanicek non ha potuto abbracci con Laurent Martin da parte di Zanni. Carlos Suter, spesso vediamo che i piloti si fermano per